Ciao Selene! Ciao! Oh, che bello riaverti, anzi, riaverti qui. Ma non sei venuta da sola questa sera? Presentamelo! Anche questa sera ti ho portato un altro mio musicista, Mattia alla chitarra! Alla chitarra, il nostro chitarrista della band, il mio chitarrista della band. L'avete Music scelto Store. bravo perché l'ho sentito nelle prove, anzi molto bravo, e devo dire, femminucce all'ascolto, anche molto carino, che non guasta. Brava, brava Selene, brava. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Vi avevo promesso che questa sarebbe stata una grande puntata e sono sicuro che così sarà. E allora, ti piace questo ambiente, questa diretta televisiva, Mattia? Assolutamente sì. Com'è suonare in questa band? È stata un'esperienza diversa perché non l'ho mai fatto di suonare in una party band e è una delle cose più divertenti che posso fare. Adesso ecco, brava la regia perché ha messo i vostri contatti social, qui possiamo guardare il profilo Facebook, Sì. Ragazzi andateli a sentire perché sono pazzeschi, veramente strepitosi. Però regia, ok, grazie. Voglio dare spazio alla musica, poi parleremo anche di tutte le date che avete quest'estate in modo che possano prendere appunti i miei amici a casa. Nel secondo tempo giocheremo, quindi sarà una puntata pazzesca di Casa Peretti, ma visto che c'è il chitarrista e facciamolo suonare, Selene, cosa certo. dici? Però prima di andare avanti salutate tutto il resto della band, altrimenti poi Certo. nascono quelle cose che dici. Allora, salutate. prima di tutto questa prima canzone volevo dedicarla a mio papà Sergio, che è anche componente della band, che suona le tastiere, perché questa canzone, Un'emozione da poco, sarà nel nostro repertorio di quest'estate e la deve studiare molto ma molto bene, quindi papà, questa è per te, per quel motivo. Tu la sai già veramente Io la bene, so già perfetta, bene, abbiamo quindi- ascoltato adesso una tonalità che, mamma mia, che brivido, che brivido. Grazie. Poi gli altri, salutiamo anche gli Poi altri. aspetta, dai, lascio la parola a Mattia, così gli saluto lui. Ah, ok, brava, giusto. Salutiamo Sebastian, il nostro batterista, lui sempre in forma, Sofia, la nostra new entry, la bassista, e salutiamo assolutamente anche Andrea, il nostro fonico, Detto Patachin. Patachin. Allora, vediamo se i nostri amici a casa, facciamo un quiz nel quiz, al 348 80 40 254 dovete dirci cosa vuol dire Patachin, vediamo se lo sanno. Nuovo gioco. Nuovo gioco, cosa vuol dire Patachin? E adesso però diamo spazio alla musica con un'altra bella canzone, solo con la chitarra e la voce di Selene, dal titolo Come se non fosse mai stato amore di Laura Pausini. Eccola qui. Ieri ho capito che è da oggi che comincio senza te. E tu e l'aria assente, quasi come se io fossi trasparente. E vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui, senza parlare, non ci riesco a staccarmi da te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere come se non fosse stato mai amore. Io sopravviverò adesso ancora come non lo so. Il tempo qualche volta può aiutare e a sentirsi meno male e a voler dimenticare, ma adesso è troppo presto e resto immobile qui, senza parlare, non ci riesco a stancarmi di te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere
fosse stato mai. E vorrei fuggire via, vorrei nascondermi, ma resto ancora così, senza parlare, senza dirti non te ne andare, non mi lasciare fra queste pagine. E poi vivere come se non fosse stato mai amore. Come se non fosse stato amore. Bravi, bravissimissimi! Grazie. Ma anche questa in scaletta? Anche No, come... questa no, però ne faremo dopo una che è in scaletta. Dopo. quindi Perché più questa tardi. no mi piace? Come se non... Pensateci. È vero, dobbiamo pensarci. Come si dai. chiama il babbo? Sergio. Pensaci, Sergio, ascolta, questa secondo me è da fare. Poi immagino, io sto vedendo in questi giorni qua che sto facendo la scaletta, nel sabato parte il nostro tour con zia Marta e ho fatto un conto delle canzoni che ho messo dentro, erano 62. Ho detto, vabbè, 62 mi servono due giorni, devo arrivare a 40 e non ti dico le liti tra me e me su cosa andare a togliere e mettere, l'avrò già fatta 102 volte. Perché quindi poi sono sempre tutte belle, sono sempre tutte che le vuoi fare, così. E non è facile, non è facile. Sono troppe le canzoni belle. Ne facciamo ancora una chitarra voce? Dai, un capolavoro di Pino Daniele. Quando? Vai. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non parlarmi adesso amore, sono stanca, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli in cerca di un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, e sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia. Il paradiso non esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, lo so che non ti avrò, ma sul tuo viso sta per nascere un sorriso, ed io ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia. Il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non insiste.
Che atmosfera, che bello, e mi continuo a ripetere perché siete straordinari. A proposito, tu dimmi quando, tu dimmi quando. Selene, tu dimmi quando posso venirvi a ascoltare e soprattutto dove posso venirvi a ascoltare. Allora, sicuramente abbiamo una grafica che ci aiuta. Te le ricordi? Sì, allora vediamo un po'. Vai regia con la grafica, vediamo. Eccole, vai. Prima data un po' in casa, diciamo così, perché la nostra base delle prove è a Villarfocchiardo, quindi il 21 giugno. Poi abbiamo tutti altri paesi. Brusolo, Ferrera Moncenisio, vicino al Moncenisio, Villarbasse, Novalesa, Bussoleno, San Vincent e Susa. Che tournée! Yes. Quindi vi aspettiamo, numerosi. Però segnatevele. Se ci fosse qualche proloco all'ascolto e vuole avere la vostra arte, perché poi adesso qua siete in due, ma è uno spettacolo molto energico, rock, sì, quindi pop, rock, dance, un po' di tutto. contattateci anche al 348 80 40 254 oppure tramite il social che abbiamo fatto vedere prima. Adesso andiamo a cantare, facciamolo riposare ragazzo, facciamo riposare Mattia con calma, perché ti faccio cantare in singola una canzone che nel giro di 1 anno e mezzo è diventata una grande hit, Giorgia con La cura per me. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che cerca tu, che cerca tu. Più ti avvicini più io mi allontano e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia, la verità per me fa una follia, è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare ferito. Voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. No, che non ho voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi, guardando il cielo sapendo che lo stai guardando ora. Anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno. Spengo la paura di rimanere sola. Per quegli occhi che fanno la luna. Oh, non so più quante notti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola.
Ragazzi, sono già arrivati tantissimi messaggi, tantissimi, che andremo a leggere nel terzo tempo. Quindi il primo si canta, il secondo si gioca, il terzo si legge. È così. È la legge di Casa Pireti in questi ultimi mesi. Mi raccomando, amici a casa, il giochino al 378 4080 506 per le vostre telefonate in diretta tra una decina di minuti circa, anche perché, abbi pazienza, Mattia è qui, approfittiamone lui. Prima abbiamo fatto un brano chitarra e voce molto soft e adesso ci scateniamo. Questo ce l'abbiamo nel repertorio. Ci avrei non lo sapevo, ma ci avrei giurato. Lo dedichiamo al nostro batterista che adora questo brano. Dimmi come, per voi. Guai, io non riderei. Dimmi di me che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E dimmi amore, tu non sai cos'è il rispetto se non senti il dolore. E sei tu, vieni quando vuoi nel mio letto e poi la febbre sale su. Mi inganni, mi butti giù, no, io non ti voglio qui, ma non posso perderti e non mi chiedere di smettere di urlare. Ti ammazzerei ma poi non so quando non ci sei, senza di te non c'è più sole. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E dimmi amore, tu non sai cos'è il rispetto se non senti il dolore. Dimmi che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Che grinta! Questo sì, che Bravi, va bene. bravi, per è il una palco. soddisfazione sentirvi suonare e vi ringrazio per essere qui. Avete Grazie fatto a te. un'ora fischia di macchina, perché ricordatelo che siete della Val di Susa. certo. Val di Susa. Con furore dalla Val di Susa. Con furore, grazie, con furore, sono contento, bravo. Andiamo avanti con la musica. E questa volta entriamo con un brano, una cover di Annalisa, però entriamo nel mondo di Mina con Mi sei scoppiato dentro al cuore. Per voi. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardata come nessuno mi ha guardata mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora come può andare a finire quello che succederà.
ma tu l'hai capito, e hai visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardata come nessuno mi ha guardata mai, mi sento viva all'improvviso per te, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardata come nessuno mi ha guardata mai, mi sento viva all'improvviso per te. Eccola qui, mi sento viva all'improvviso per te. Grazie. Che canzone, ragazzi. Voglio parlare un po' con lui adesso. Scusami, Vai, dai, gli non ti passo il passo, microfono, no, così. vado Ah, vicino, glielo dai vado tu? vicino, anche perché per la prima volta qua in diretta vogliamo anche capirne un po' di più. Tu vieni da Chianocco. Chianocco, e cosa fai nella vita di bello? Io sono al primo anno di università a Torino e poi si cerca di fare un po' di musica. Cosa studi? Scienze internazionali. Per diventare un giorno, a parte un grande chitarrista? Un grande pianista? No, un grande diplomatico, dai. Perché ha detto un grande pianista? Perché adesso, come per incanto, lo faccio spostare al piano, perché le virtù, le qualità di questo ragazzo sono tantissime, e adesso vi facciamo ascoltare un brano pianoforte e voce, una canzone, correggimi se sbaglio, di Elisa Giusto. dal titolo Ogni istante. E così scegliere che ci sia luce nel disordine è un racconto oltre le favole.
Cosa devo dire di più? Cosa devo dire che non ho ancora detto? Niente, schiaccio i pulsanti al mixer e mi sto godendo questa grande puntata con questi due ragazzi fantastici. Grazie Selene, grazie Mattia. E adesso, tra un po', fra 2 minuti e mezzo, c'è il nostro giochino. Chissà se questa sera si portano a casa uno dei nostri premi, che sia il buono da 50 euro, da 20, da 10, la benzina gratis, lo zainetto, la spilletta. È semplice, basta telefonare dopo la pubblicità. Vi aspettiamo. Non cambiate canale, anzi. Mi raccomando, chiamate e giocate con noi. Pubblicità. Bentornati in Casa Peiretti, sono le 20:36, è il momento di giocare. Prima però vi ricordo che domani sera tornerà qui a cantare per voi Claudio, l'uomo dal Papillon d'Oro. E adesso andiamo a fare un riassunto dei premi: la spilletta, lo zaino, la chitarra, il carburante, i formaggi e il ristorante. No, la chitarra. No, la chitarra no, la chitarra ha detto di no, prima mi ha detto di sì, non è vero, scherzo. Pronto, chi sei, da dove? No, è andata giù la linea nel momento che accettavo la chiamata. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Pronto, Pronto? Ciao, buonasera, chi sei, da dove? Pronto? Sì, io sono pronto, tu sei pronto? ciao, sono Alessandro da Pinasca. Ciao Alessandro da Pinasca. Sai come funziona il nostro giochino? Adesso puoi scegliere se provi a indovinare. Sì, benissimo. Prova a indovinare la canzone con 5 o con 15 secondi. 5 Va. secondi. Ah, con 5 secondi. Wow, proviamo. 5. Dai, in bocca al lupo, amico di Pinasca. Questi sono i tuoi 5 secondi. Vai. Non era facile con 5, ma vediamo se... Aspetta, sì. Mi stupisci. Stupiscimi. Sì. Non mi viene. Lo so, ma non mi viene. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio fortissimo. Grazie. Ciao. Ciao. E non è facile, ragazzi, non è facile, perché a casa poi magari uno gioca, non è in diretta televisiva e poi in diretta cambia tutto. 378 4080 506 per giocare con noi. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera. Buonasera, chi sei e da dove? Michele. Ciao Michele da Michelino. Provi a indovinare il brano con 5 o con 15 secondi? Con 5. Ma stasera sono tutti coraggiosi, vogliono tutti avere la seconda possibilità. Allora, questi sono i tuoi 5 secondi. Pronto? Sì, ci sono. Vai. Battiato, cucurocurò, paloma. No, aspetta. Allora. No. Come ormai questo giochino Franco è un... Battiato. Sì, no, aspetta. Questa era la canzone di prima. Ogni telefonata cambia la canzone. Se hai già guardato le puntate precedenti, no, vabbè, non importa. Io ti metterò un'altra canzone, puoi decidere se con 5 o con 15 secondi. Ah, ok. Con 5 o con 15 adesso a sto punto? E fai 15. E facciamo 15, vai. Ok, questi sono i tuoi 15 secondi. Le canzoni cambiano sempre. Eccola qua. Mari, qual è? Eccoli! Quindi, adesso il titolo qual è di questa? Pronto? Che titolo è? Niente. 5, 4. Niente. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo, riprova domani, ciao! Ciao. Come da regolamento già spiegato, le canzoni cambiano sempre, però se non la indovini questa sera la canzone magari può tornare domani, dopodomani, quindi sia più possibilità. Andiamo a rispondere. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera. Allora, sono Filomena, parlo da Villanova d'Asti. Filomena da Villanova d'Asti, quindi Filomena. Devi abbassare a 0 il volume della TV però, Filomena, amica mia. Aspetta un minuto. Sì, non vado via, finisco alle 21. Aspetta.
Vai tranquilla che abbiamo ancora tempo. Anche loro non vanno via. Quindi, Ok. Filomena. Filomena. Sai come funziona il nostro gioco? Sì. Sì, Brava. sì. Brava. Quindi vuoi provare a indovinarla con 5 o con Sì. 15? 15. Con 15. Questi sono i tuoi 15 secondi. Vai Filomena, forza! Mi ricordo di anni fa, di sfuggita anche nel bar, i son di un giuxo che suonava, ma non mi ricordo il titolo però. Provaci! Hai cantato... Porca puttana, non mi ricordo il titolo. Vabbè, Ma porca va bene, ma perché abbiamo capito che non ti ricordi il chi è? titolo. Ma vabbè. Grazie amica mia. Buona serata. Buona serata. Ma il bello delle telefonate dal vivo è questo. Cazzo. Chiediamo scusa ai bimbi all'ascolto. Vabbè, Sì, ragazzi. spero che i miei alunni non mi Regia. stiano guardando. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? 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 Buonasera, chi sei e da dove? Massimo da Cavagnolo. Ciao Massimo da Cavagnolo. 5 o 15 secondi? 15. 15, abbassa solo a 0 il volume della TV per cortesia. Sì. 15 secondi per te, sono questi. Ok. Eccoli. Arrivano. Secondo te? Secondo te di che brano? Che brano può essere? Qual è il titolo? Oh, se sbagli non ti arrabbiare. Vai. Non mi viene in mente, mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi. Ciao. Ragazzi, però non posso restare lì con le buste. Ieri ne hanno indovinate 4-5. Forza! Concentratevi, amici a casa. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Mimmo. Ciao Mimmo. Mimmo, tu hai vinto, mi sembra, ieri, giusto? Correggi. Sì. Mimmo da Torino, sei tu? Sì, lunedì ho vinto. Allora, ti invito a riprovare la prossima settimana come da regolamento. Una volta a settimana si può vincere un premio. Grazie per aver chiamato. Un abbraccio fortissimo. Va bene, un abbraccione. Ciao. Si può vincere un premio una volta a settimana anche così per possono dare, giocare tutti. per dare spazio a tutti. E quindi l'ultima, no, 20:43, ancora un paio. Pronto? Chi sei da dove? Da Venaria, Antonella. Ciao Antonella da Venaria. 5 o 15? 5 o 15? Dai, 5 o 15? Facciamo 15, dai. Facciamo 15. Già non sono tanto brava per i brani. Vabbè, ma questo non è difficile. 15 secondi, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai! È Battiato. Quella, è quella. Ma il titolo qual è? Cerco di gravità. Poi, Cerco di centro di gravità. poi quando vai dalla parrucchiera cosa fai? La per? La tiga. Il colore. Il colore, però se invece le pettini solo è centro di gravità. piega. Certo di gravità, perma, la permanente. permanente. Brava, centro di gravità. Brava. Ciao a tutti. Nicole, mia nipote. Un abbraccio a Nicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi raccomando che voglio dare un premio stasera. Voglio dare almeno un premio. 5. La 5. Bravissima. Vediamo un po' dentro la 5. Voglio dare un premio, ma non credevo di dare il primo premio. Hai vinto un buono ristorante del valore di 50 euro da Rabezzana. Bravissima. Ma veramente? Sì, è tutto vero. Brava, è ancora brava. Io avevo già vinto il buono formaggi. Fa lo stesso se venga a prenderli tutti e due. Vieni a prendere tutte e due, occhio al colesterolo. Grazie amica mia, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao.
E questo è il giochino di Casa Peretti, è divertentissimo. Dai, Sono le 20:45, c'è ancora tempo per l'ultima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Maria da Nichelino. Ciao Maria da Nichelino. Sei pronta? 5 o 15? 15. 15, questa si può fare con 15. Concentrati, Eccoteli. Sì. La fisarmonica. Potevi farcela con 5, invece solo... Va bene, comunque 15 secondi, una scelta. Quale delle buste? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3. La 3 per Maria. La 3 per Maria. Maria, hai vinto la spilletta di Casa Peretti. Brava Maria. Grazie, La spilletta. grazie. Mi raccomando un messaggino, L'ho come dico scelta. tutte le sere, al 348 80 40 254 con cosa avete vinto. Grazie mille, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. E allora, ho messo giù perché siamo in straritardo, abbiamo tantissimi messaggi da andare a leggere, ma subito dopo la pubblicità. E allora andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Enrico in regia. E ancora grazie a sti due ragazzi perché ci avete regalato una puntata strepitosa di Casa Peretti. Il corso degli eventi si svolge secondo una volontà superiore, sono d'accordo. Cantiamo affinché siano improntati al bene universale. Saluti Rotellini Carlo. Bastasse cantare per il bene universale, però è una soluzione. Grazie Carlo. Evviva la vostra musica, Danny Hall. Dani d'Alessandria, ciao Dani, grazie. Carissimo Enrico, la puntata di ieri sera con la maestra Azzurra ha raggiunto vette elevatissime, uguali solo a quelle delle titolari della cattedra di Casa Peretti. Alessia e Valentina, un abbraccio da noi, solo noi, Alfonsina e Germano, noi, solo noi. Grazie Alfonsina, ciao Germano, grazie. Ciao Peretti, un saluto da Enrico e Caterina di Riva Rossa. Volevo chiederti se potevi mettere una canzone degli 883, visto che con le canzoni sei bravo. Grazie Caterina, grazie Enrico, ciao Rivarossa. Vediamo di mettere in programma, se non domani dopodomani. Ciao Enrico, ciao Selene, siete sempre più bravi, bell'insieme di voci, musica e armonia. Un abbraccio da Stefania da Rondissone. Salutiamo Ciao. Stefania Rondissone. Ciao, grazie Stefi. Ciao Enrico, vorrei che mi canti Respiro di Marco Simone Omar da Casale Monferrato. Respiro di Marco Simone, lo richiede Omar da Casale Monferrato, va bene, la mettiamo in programma domani sera, un brano che non faccio da tempo. E questo chi è? Lui chi è? Il nostro fan numero 1, Francesco. Ciao Francesco! Con la maglietta degli Music Storm. Anche stasera con voi a cantare un'ora insieme con Enrico l'ospite. Mi canteresti la canzone di Cristiano Malgioglio, Mi sono innamorato di tuo marito, da Andrea di Borgo Monero? Non la so, però so che c'è qualcuno che la sa e la faremo la prossima settimana. Grazie Andrea! Buonasera Enrico, buonasera a tutti, come state? Domani saranno 8 anni che mamma è tornata al padre. Vorrei cantassi una delle canzoni che preferiva, La pioggia che va di Shel Shapiro. Puoi? Grazie comunque, un fresco abbraccio da Marco di Intra. Mamma si chiamava Rosanna. La facciamo domani sera, grazie per questa richiesta e un abbraccio forte a te, un pensiero alla mamma, grazie. Ciao, mi farebbe piacere ascoltare Acqua di Loredana Bertè, a vostra scelta, grazie Milena. La metteremo in programma anche questa Acqua di Loredana Bertè. Buon compleanno mio marito Maurizio con tanto amore, Stefania da Rondissone. Auguri Maurizio, auguri. Avevo anche una dedica, però stasera non siamo riusciti, ma la faremo probabilmente domani sera. Tanti auguri. Brava Selene, bravo Mattia. Ciao Enrico da Elena. Grazie Elena, grazie. Bravi miei fantastici di Music Storm. Ciao da Sergio. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Grazie. Un saluto a te Enrico, Selene e da Mattia. Riguardo a quanto ho sentito nella puntata di ieri sera, se ho capito bene, in caso di vincita di un premio è possibile partecipare di nuovo a partire dalla settimana successiva con un limite di una giocata a settimana. Grazie. Maria da Torino, hai perfettamente ragione. Maria, funziona così. Che voce, bravissima Selene. Viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao, grazie. Tantissimi complimenti per la trasmissione e Selene per la sua bellissima voce. Vorrei sentire appena possibile la canzone Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Alessio di Monbaruzzo. Ciao Alessio. Ciao. Un altro brano che possiamo fare domani sera perché è un po' che non lo si fa. Grazie per la richiesta. Che tu stia parlando al microfono o cantando, il risultato non cambia. Sei capace di riempire il cuore e la mente di chi ti ascolta. Silvia da Mottalciata. Oh, troppo buona, così divento rosso. Grazie, mi fa piacere, mi fa proprio piacere questo. Però è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Complimenti Selene. Fabio di Bricherasio. Grazie Fabio. Grazie.
Ringraziamo Luisa per averci fatto la pizza. A voi ha fatto la pizza, noi Niente. ma non vale, scriveteci l'indirizzo, arriviamo, chiediamo la canzone Piccolo Fiore, vabbè, una richiesta così no ragazzi, voi vogliate richiesta almeno col nome e cognome, una dedica, qualcosa, che siamo un jukebox. Ciao Enrico, sempre più grande. Sto sempre di più pubblicizzando il tuo programma su Rete 7. Tuo fedelissimo Mimmo da Torino. Bravo Mimmo, fai così, vai in giro durante il giorno, mettete sul 13, 3, 20 e 21. Ciao Enrico, ciao Selene, viva Casaperetti, un abbraccio da Roby75, finalmente le 20. Grazie Roby, grazie. Buona serata Lilli Rora. Rora, è un paesino qui sopra, Non sapevo, scusate. Bellissimo, no, ma prima o poi ti ci porto. Ciao Enrico, mi saluti la mia amica e bravissima cantante Selene, Michele Di Michelino, amico di Francesco di Bussoleno. Grazie, a presto, speriamo di vederti a qualche sagra. Enrico, simpatico conduttore. Grazie. Bravi, bella emozione come tutte le sere. Chissà se mi fai sentire A mezza via di Eros Ramazzotti. Magari me la fai cantare da uno dei tuoi ospiti. Grazie, ciao, un abbraccio grande da Alessandra, Paladino di Torino. Ciao Alessandra. Sì, non lo so, vediamo se qualcuno dei miei cantanti la sa bene. Gatto Pino vorrebbe fare un duetto con te, lo dice Erika. Allora è per te perché hai cantato solo te. Vogliamo fare un duetto col Gatto Pino? Va bene. Ciao Gatto Pino, caldi a bomba. Grande il decespugliatore di Chianocco, sorriso sempre al top, un salutone da Sandro. Ciao. Non Ciao, vogliamo ciao, ciao. sapere Non altro, sappiamo non niente. possiamo dirlo in televisione. Super bravissima e bellissima Selene, bravissimo Mattia, un abbraccio dal tuo fans Francesco di Bussoleno. Ciao Enrico, ci vediamo presto, grazie. Ciao Bussoleno. Che splendida stella Selene, bravissimo anche Mattia, complimenti. Hamster behind the cook da Cavoretto. Ciao Cavoretto. Vabbè. Non lo so. Ciao carissimi No, perettini. Cavoretto è un paese, quello lo so. Sono mancato qualche giorno per motivi di lavoro e telefono morto. Complimenti ai vostri ospiti, bellissima voce, bellissima cantante di questa sera. Charlie, buona serata a tutti. Ciao Charlie, grazie. Ciao Charlie. Siete bravissimi, Selene e Mattia. Un caro saluto da Federico e nonna Antonietta. Questi sono i miei allievi. Federico e non di chitarra? Di clarinetto? Oh, ma che suoni tutto? Ragazzi, suona tutto! Complimenti Selene, sei sempre più brava. Manuela e Sandro da Chiusa San Michele. È un pozzo di arte sto Anche ragazzo. il basso, Ciao amici di Casa Peiretti, sempre mitici, bravissimi, un appartamento che non posso mancare, appuntamento penso. Cinzia da Carignano. Ciao Cinzia, ciao, grazie per questo appuntamento fisso ormai. Ciao caro Enrico, questi ragazzi sono veramente fantastici, complimenti, buona serata a tutta Casa Peretti e Perettini, Titti e Giovanni che vi amorano o amorano, non lo so, come a Murano il vetro. Ciao ragazzi! Ciao Enrico, complimenti per la trasmissione. Un saluto a Selene e Mattia, i due super ospiti in studio da Massimo Cavagnero di Villafranca Piemonte. Ciao Massimo, ciao Villafranca Piemonte, grazie, complimenti Selene, sei veramente brava. Grazie. Molto. Un talento, un vero talento. Buonasera Henry, buonasera a tutti, siete fantastici. Poi tu lo sai che sei bellissimo Enrico. Che ci posso fare, te lo devo dire. Lori da Brandizzo. Poi le fa. Ma fai bene a dirlo, ma scrivimelo tutte le sere, così me ne rendo anche un po' conto. Sto scherzando, grazie Lori, bravi ragazzi. Macio, ciao Macio. Il mio ottico. L'ottico Macio. Complimenti a Selene e Mattia, che è anche chitarrista dell'orchestra Gli Amici della Notte, da Dario e Monica di Chianotto. Sono i miei genitori. Ah sì? Io vorrei, non ti chiedo cosa suoni nell'orchestra, la chitarra? Sì, no, sì, perché sì. No, lì. Ma il flicorno contralto, hai mai pensato? Quello non ce l'ho. Pensaci. Ciao fantastica super grande cantante Selene, grazie! Quanto affetto. Ma ragazzi, siete così sinceri e genuini, vi adoro, grazie. Wow. Grazie chiunque tu sia, firmatevi i messaggi. Stasera puntata notevole. Un bacione da Daniele Luca da Ceva, grazie. Notevole. Tanto talento questa sera, tanto talento. E di chi è? Questa è un'altra nostra fan. Wow. Alessia, un saluto. Ciao Alessia, ciao. Grazie per aver ascoltato e visto Casa Peretti, ma sei veramente molto bravissima cantante Selene, molto bravissima. Brava. E poi, vai. Bravissimi, 10 alla signora della telefonata colorita, Mary e Pino da Scalenghe.
Grazie, è stato un momento bellissimo. Questa Epico. volta finiamo su Striscia. Bravissimi Selene, Mattia, Massimo da Coldimosso. Grazie. Ciao Coldimosso, grazie. Ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal vivo dalle 20 alle 21, musica, giochi, eccetera. Saluti da Rosalba Da di Villar Focchiardo. Ciao, grazie. Ciao Villar Focchiardo. Complimenti a Selene e Mattia e grazie per la compagnia a Casa Peretti. Da Andrea Patacchini di Villar Focchiardo. Nessuno ha detto Eccolo. cosa vuol dire. Vi lasciamo a casa con il dubbio cosa vorrà dire patachin. Ciao Andrea, grazie. E questa è un'esibizione canora. Insomma, ok regia, se non c'è niente legato a questa foto salutiamo chi l'ha mandata. È finito il tempo, di già. Erano 58 minuti fa, sembravano le 20. Grazie Selene. Grazie a te. Grazie Enrico. Mattia, siete stati Grazie mille. una meraviglia. Grazie Enrico Regia, ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peretti se volete rivedere questa tra 30 minuti esatti sul canale 83. Ciao, a domani.